Allora, buonasera, oggi ci occupiamo dei soldi che il governo ha mandato ai comuni per distribuirle alle famiglie bisognose. È già cominciata l'operazione e noi per saperlo abbiamo in collegamento alcuni sindaci della Calabria. Cominciamo col sindaco di Cosenza, Mario Chiuto. Buonasera. Sindaco, allora questi soldi sono arrivati oppure no? Sera sì, abbiamo ricevuto questa ordinanza, con l'applicazione insomma anche stante al Comune di Cosenza, quindi noi abbiamo già predisposto tutto e siamo pronti per dare questi buoni spesa ai nostri cittadini che sono più necessità, magari Quanti soldi sono arrivati, sindaco? 462 mila euro E, circa. e quante sono le famiglie che avete individuato? Noi abbiamo già delle famiglie, circa 400, che sono elencate dai servizi sociali, già che sono le famiglie che normalmente diciamo, hanno necessità. Diciamo. Adesso abbiamo già affrontato il modello di rispondere anche questa richiesta a tutte le famiglie che si sono trovate in difficoltà in questo mese, quindi anzi, quelle proprio qui. Questo è il modello che va riempito, sindaco? C'è una richiesta molto semplice da fare con autodichiarazione in cui il richiedente, cioè il capofamiglia sostanzialmente, in nome e cognome, grado di parentela delle persone familiare, E e poi dichiara. il cittadino individuato, siete voi a sollecitarlo a venire al comune o attraverso il portale dell'INPS può direttamente venire da voi? No, noi facciamo adesso, diffondiamo sul nostro sito, di canale, anche su questo televisione, questi modelli, dopodiché chi lo richiede, questa buona spesa, può farlo anche tramite mail al comune oppure recando qui, noi in modo che le persone possano richiederlo senza venire direttamente al comune, ovviamente ci sono delle dichiarazioni che devono essere fatte. La somma minima qual è? Cosa? La somma destinata ad ogni famiglia. No, la somma è più o meno noi abbiamo calcolato 800 euro a persona, un massimo magari di 400 euro a famiglia o mese, quindi sostanzialmente ci sta, Quindi 400 euro a famiglia? no, dipende dal nucleo familiare, Infatti. il nucleo Il ha due minimo quant'è, componenti, sindaco? Il minimo? 80 euro, da 80 euro a persona. Quindi voglio dire, abbiamo dato un parametro a persona, perché se una famiglia è composta da due persone, non da cinque, chiaramente anche il buona spesa cambia, delle esigenze anche del nucleo familiare. Quindi è chiaro che, voglio dire, non può percepirlo, comunque non ha preferenza. Chi già ha un altro reddito assistenziale come reddito di inclusione, reddito di cittadinanza, e nessun familiare può chiederlo due volte, chiaramente già un solo richiedente per il nucleo familiare, in modo tale che poi il contributo viene dato al nucleo familiare, e poi di non aver percepito ovviamente nel mese di marzo l'entità che sono di 100 euro per componente. Bene, abbiamo anche in linea il sindaco di Vibo. Grazie, sindaco, per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, Voi siete è un pronti? piacere. Siete pronti a distribuire i soldi alle famiglie che ne hanno davvero tanto bisogno? Sì, anche il comune di Vibo Valentia è pronto, abbiamo lavorato già ieri e ancora oggi. Ieri abbiamo pubblicato l'avviso per formare l'elenco degli esercenti e ora stiamo per pubblicare, credo che lo abbiano già fatto, lo stanno facendo, il modello di domanda per i cittadini richiedenti. Quanti sono i beneficiari di questa misura? Ma noi non abbiamo, ovviamente ancora non le abbiamo raccolte le domande, però stimiamo che questi importi che sono stati erogati possano essere sufficienti a coprire 400-500 famiglie circa, pressappoco, però dobbiamo
comprendere con esattezza qual è la platea di riferimento da un punto di vista numerico, ovviamente. Ma i vostri comuni, i vostri uffici avranno già più o meno individuato quante famiglie sono, come dire, Sì, meritano di appunto essere le dicevo, sostenute? noi con i nostri uffici abbiamo stimato circa 500 famiglie, però ovviamente siccome si tratta di una situazione emergenziale derivante dall'attuale emergenza Covid, può darsi che questo numero sia in aumento, quindi aspettiamo di ricevere ovviamente le domande. Abbiamo pensato di fare non di andarli a cercare, ma di farceli richiedere questi fondi. Sindaco Chiuto, allora diciamo questo è un piccolo segnale, però in questo momento è indispensabile per aiutare le famiglie, no? Sì, assolutamente, perché abbiamo visto che c'è una platea anche più ampia delle persone che adesso sono in difficoltà, quindi non solo quelle che normalmente erano erano già segnalate ai servizi sociali per situazioni di criticità, di fragilità, insomma, di altre problematiche, ma anche famiglie che avevano magari piccoli lavoratori autonomi, oppure persone che lavoravano che lavorano con imprese che dovevano versare la cassa integrazione e che invece non hanno l'utilità per farlo, quindi piccoli imprenditori che oggi non hanno le somme dopo un mese perché hanno chiuso, magari lavoravano sempre in condizioni difficili come è stato negli ultimi 10-15 anni per la crisi economica che c'è stata, oggi sono completamente risorse economiche, quindi dopo un mese chiunque è in difficoltà a garantire addirittura a garantire diciamo così, l'assistenza alla famiglia per i beni di prima necessità e per i generi alimentari. Quindi è un primo sostegno che non è esaustivo, è considerato da qui a passo, magari con tutto di giorno. Poi credo che ci siano altre misure che il governo già sta preparando e di cui si sta discutendo, altrimenti ci sono problemi seri. Sindaco Chiuto, le vorrei chiedere se è possibile utilizzare l'auricolare al telefono, forse si sente meglio e riusciamo ad essere come dire, più chiari nel trasferire ai nostri telespettatori le parole perché alcune volte il segnale non è stabile. Sindaco Limando, certo questa del Covid ha messo in difficoltà, anzi forse in ginocchio, una regione già aggravata da molte difficoltà, no? Sì. Purtroppo è così, ovviamente si è abbattuta veramente come una tempesta sui nostri territori ed ha praticamente annientato quel minimo di economia che stava mano a mano prendendo piede. È appunto per questo che questi fondi servono e sono indirizzati esclusivamente per una esigenza alimentare, proprio per soddisfare uno stato di bisogno alimentare. Per quanto riguarda il comune di Vibo Valentia, noi abbiamo pensato di distribuire un importo di almeno 100 euro per famiglia e in più ci siamo posti il problema delle fasce deboli o debolissime e soprattutto quelle famiglie che ospitano bambini nella fascia dai 0 ai 4 anni, famiglie nelle quali il fabbisogno è ovviamente aumentato perché un neonato è molto costoso e per quelle famiglie dove ci sia la presenza di un minore tra 0 e 4 anni è previsto un ulteriore voucher, chiamiamolo così, di 100 euro. L'importo da distribuire sarà un importo proporzionale al nucleo familiare, terrà conto soprattutto della composizione numerica del nucleo familiare, oltre ovviamente a tenere conto della presenza di eventuali altri sostegni pubblici, perché come dice l'ordinanza sarà distribuito in via prioritaria a chi non ha nessun reddito ed è stato colpito nella esigenza alimentare dalla emergenza Covid e poi successivamente anche a coloro i quali sono beneficiari di altre forme di sostegno pubblico.
Sindaco Chiuto, in questi giorni presumo state ricevendo tante richieste d'aiuto anche da chi aveva una piccola attività commerciale, è stato costretto praticamente a chiudere, che non sa adesso come reperire le somme necessarie per far fronte a tutto ciò che c'è da pagare. C'è chi aveva magari dipendenti, c'è chi non riesce nemmeno a garantire la propria famiglia, no? Sì, sì, abbiamo moltissime richieste, devo dire che sono arrivate proprio anche a seguito dell'annuncio che è stato fatto da parte del Presidente Conte in TV, sono arrivate tantissime richieste da parte di persone che sono in difficoltà. Noi avevamo già allestito un centro operativo comunale con la possibilità di distribuire pacchi spesa e anche pasti caldi alle persone che è in difficoltà, lo avevamo fatto già con fondi comunali, con i nostri fondi e anche con un protocollo che avevamo messo su insieme al centro servizi di volontariato, alla Caritas Diocesana, al Banco Alimentare e alla Croce Rossa, e quindi già questo servizio stava funzionando. Adesso abbiamo avuto queste prime risorse da parte del Consiglio dei Ministri, da parte del Governo, quindi non questi buoni. Quanto tempo occorre perché la gente abbia materialmente i soldi? Qualche giorno, guardi, noi abbiamo già pensato a un sistema molto veloce, che è quello di utilizzare i ticket, tra l'altro risparmiamo il 20%, e quindi i ticket sono già utilizzati normalmente nei supermercati, nei centri commerciali, quindi noi utilizzeremo questa possibilità, caricheremo, diciamo, daremo questi ticket in modo tale che questi possono essere poi assorbiti insomma, da tutti i centri commerciali che già aderiscono, perché è chiaro che in una città come Cosenza dobbiamo fare in modo che ci sia anche una diffusione, no? di queste attività, perché chi esce può recarsi nel centro commerciale più vicino, quindi dobbiamo avere una diffusione abbastanza capillare sul territorio. Quindi, tra l'altro, questo ci consente di avere un risparmio anche che c'è già nella fondistica dei ticket di circa Dottoressa Rimando, ma qual è? Di avere un'altra quota, diciamo, di risorse a disposizione, che abbiamo calcolato circa 70-80 mila euro in più per distribuirla. Dottoressa Rimando, qual è il potere discrezionale delle amministrazioni comunali nella distribuzione del denaro? Ma guardi, io credo che sia molto ampio il criterio discrezionale, perché è stato semplicemente individuato come punto di riferimento una esigenza alimentare derivante dall'epidemia. Per cui credo che sia molto, molto ampio. Credo però altrettanto, e noi lo stiamo facendo, che sia giusto anche per dare evidenza pubblica dei criteri che si seguono, credo che sia giusto stabilire dei criteri oggettivi di riferimento. In effetti noi lo abbiamo fatto e abbiamo stabilito una serie di criteri ai quali fare riferimento, ai quali gli uffici ovviamente dovranno poi fare riferimento per la distribuzione di questi importi. È evidente che viene data priorità assoluta a coloro i quali si trovano in maggiori condizioni di bisogno. Abbiamo stabilito delle griglie orientative per cui la distribuzione degli importi sarà effettuata in base al profilo numerico e alle effettive esigenze alimentari. Però è anche rilasciato un certo margine di discrezionalità, perché ci possono essere delle situazioni che di solito non sono classificabili come povertà, tipicamente classificabili come povertà, ma che debbano assolutamente essere tenute in considerazione, vale a dire
il piccolo lavoratore, il piccolo artigiano che si è ritrovato senza reddito, o anche il professionista, o penso al mondo delle partite IVA che normalmente non ha di queste esigenze, può trovarsi anche in un momento di bisogno, e pensiamo che anche queste possano e debbano fare domanda, e ovviamente pensiamo ad una distribuzione anche a queste categorie. Quello che va specificato è che la distribuzione è semplicemente per esigenze alimentari. Questo è bene che i cittadini lo comprendano, perché noi diamo dei buoni spesa spendibili ovviamente presso i supermercati o comunque i negozi che ne faranno richiesta, ma possono essere acquistati solo generi di prima necessità. E poi le dirò, mi permetto di aggiungere una cosa, che per quanto mi riguarda, oltre alla sensibilità nei confronti di quelle famiglie che ospitano bambini da 0 a 4 anni per i quali aggiungiamo 100 euro in più, io ho personalmente pensato di escludere dalla lista ogni genere alcolico, cioè credo che non sia assolutamente possibile spendere questi soldi per generi alcolici che normalmente possono anche essere come dire, fonte di ulteriori dissidi familiari, quindi i generi alcolici non fanno parte della lista alimentare. Sentiamo se il sindaco di Cosenza si è regolato anche in questo modo. Sì, noi abbiamo messo anche noi dei criteri, ovviamente sono quelli legati a condizioni sempre di difficoltà, abbiamo anche inserito appunto nell'autocertificazione alcuni che sono, diciamo così, dei requisiti essenziali, cioè che danno priorità come quello di non percepire altri redditi, come redditi di cittadinanza, altri impegni pubblici o redditi di iscrizione. Altri che sono anche che danno maggiore reddito, sono i criteri che ci danno la possibilità di valutare in modo prioritario alcune esigenze rispetto ad altre. Per esempio, effettivamente chi ha bambini piccoli, è chiaro che sempre nella condizione in cui di difficoltà, per cui chi è in questa condizione ha un privilegio, chi ha delle persone disabili in casa, questa è un'altra delle condizioni che noi abbiamo inserito, come valutazione poi discrezionale che deve essere fatta, cioè ci sono dei criteri in base ai quali appunto ci saranno delle famiglie che saranno preferite, famiglie che magari hanno già disagi o hanno dei bambini piccoli a casa. Quindi sono due le caratteristiche. Una è quella di non percepire la spesa. E l'altro è poi un discorso invece che riguarda la preferenza, quindi la priorità rispetto all'erogazione dei contributi su situazioni di disagio che già esistono, bambini di 4 anni in qualche modo valutate. È chiaro che noi abbiamo già nell'elenco tante famiglie che sono già assistite dai nostri servizi sociali, quindi già conosciamo lo stato di disagio che c'è in Italia. Oggi dobbiamo aggiungere uno stato di disagio ulteriore, che è questo delle persone che avevano magari piccoli lavoratori autonomi o dipendenti anche di società private che non hanno avuto ancora la cassa integrazione, hanno percepito la cassa integrazione, cioè tutta una fascia di popolazione che normalmente non era prima in difficoltà, riusciva ad andare avanti, avendo delle attività private. Oggi sono tutte chiuse. Le attività private si vede quelle che riguardano tutti i settori tecnologici, non i servizi essenziali, e questo chiaramente ha provocato. Faccio una domanda ad entrambi, che siamo in chiusura. Vi aspettate anche qualche sostegno da parte della Regione per proseguire questo lavoro di aiuto alle famiglie che sono in difficoltà e a tutto quel microsistema fatto di piccole imprese che hanno dovuto chiudere i battenti? Sindaco Limendo. Allora, guardi, io posso dirle che ero presente il giorno che la Corte dei Conti ha validato il bilancio della Regione e
ha fatto rendere all'esito di quest'udienza il Presidente ha reso in maniera assolutamente evidente le falle che ci sono all'interno del bilancio regionale. Quindi io credo che certo la Regione può fare tanto e farà senz'altro tanto, e sono convinta che il nostro governatore ci starà accanto per vincere questa battaglia, così come lo è stata fino ad ora. Credo altrettanto che si stia trovando ad affrontare problematiche di bilancio paurose, nel senso letterale del termine, con le quali dovrà fare i conti. Penso invece che il livello governativo debba assolutamente implementare questi importi che ha mandato fino ad ora, e che sono soltanto i 400.000 euro, perché gli altri importi miliardari sono solo partite di giro, sono il fondo di solidarietà che ordinariamente viene distribuito sui comuni. Penso che questi importi siano assolutamente insufficienti. È vero che non sono pochi, perché 250.000 euro per la città di Vibo Valentia valgano a dare una boccata d'ossigeno, ma certamente non bastano per il superamento dell'emergenza. E poi non ci dimentichiamo che oltre ai bisogni alimentari ci sono altri bisogni che devono assolutamente essere soddisfatti. Credo che a livello governativo ci sia necessità di una migliore interlocuzione con il livello europeo, e che sia consentito uno sforamento di bilancio, ed in definitiva che la ricetta di Mario Draghi possa essere quella migliore, quella che meglio di ogni altra possa aiutare l'Italia a uscire dalle secche nelle quali si è già trovata, e nelle quali certamente da qui a poco si impantanerà ulteriormente. Sindaco Chiuto. Sì, io ho parlato con la Presidente Santelli e devo dire che mi ha rassicurato su questo punto. Sono sicuro che la Regione metterà in campo altre risorse importanti, tra l'altro già allo studio di tanti risorse sul welfare, perché a vicino al coronavirus sarebbero state poi impiegate, distribuite ai comuni. Questa situazione emergenziale ha accelerato, diciamo, queste esigenze, quindi la Regione sta lavorando, lo so, sulla possibilità di distribuire altre risorse che saranno a sostegno delle famiglie. Speriamo che intanto il governo preveda delle misure ulteriori, così come è stato detto, perché questo annuncio dei 4 miliardi sono somme che erano dei comuni e che adesso sono state anticipate anche a maggio, arrivano adesso, ma sono somme per i servizi comunali, quindi tra l'altro i comuni avranno il problema delle mancate entrate, non da parte delle imposte, quanto riguarda le imposte comunali, quindi ci saranno delle difficoltà enormi, italiani, nel sud, ma noi ci aspettiamo, lo stiamo anche sollecitando come ANCI, che ci siano misure più consistenti che riguardano adesso, per prima cosa, questi sussidi, no? Dare alle persone la possibilità di fare la spesa, di soddisfare i bisogni primari, ma poi ci devono essere anche delle altre misure che prevedono appunto anche il lancio di attività che oggi sono bloccate. Devo dire che finisco, che i comuni secondo me sono, diciamo, l'avamposto, già lo sono sempre, quindi si rivolgono sempre al sindaco, ai comuni, questo problema, e possono essere anche gli strumenti, però inutile ribaltare delle responsabilità senza poi affidare ai comuni risorse per risolvere realmente le problematiche, che se ci danno ai comuni, ai sindaci le risorse necessarie, avverrà insomma che avendo una conoscenza del territorio, il primo avamposto, il sindaco, l'amministrazione comunale sarà in grado anche di soddisfare dei cittadini, perlomeno di disagi. Se invece, voglio dire, ci fanno solo gli annunci, come in questo caso si parlo di 4 miliardi, che sono 4 miliardi che sono quelle legate alle compensazioni che erano state date all'epoca dal governo Monti addirittura. Lì parliamo di somme che vengono date ai comuni con i trasferimenti, quando poi i trasferimenti sono stati cancellati. Queste sono delle compensazioni per i comuni che avevano minori entrate, come se non avevano seconde case, e quindi era stato fatto un discorso di compensazione, quindi sono somme dei comuni. Quindi se diciamo che questi sono rivolte
a questo evento, diciamo la verità, e creiamo forte aspettative. Quindi spero che anche soprattutto con i fondi che la Regione metterà a disposizione potremo mitigare. Vi richiedo questo: pensate che entro la fine di questa settimana i cittadini che attendono il sussidio lo avranno a disposizione o no? Io penso, guardi, noi abbiamo messo in campo, appunto, abbiamo già questa... Quindi è sì, diciamo. No, possiamo, se riusciamo ad avere materialmente i ticket, io penso di sì. Quindi voglio dire, chiaramente adesso dobbiamo incasellare tutte le richieste, no? Con le priorità, quindi è un lavoro materiale, ma stiamo lavorando giorno e notte, perfetto, quindi benissimo. Abbiamo risposto tutto. Dottoressa Limandos. Sì, per quanto mi riguarda, ovviamente siamo in grado da qui a un paio di giorni al massimo di cominciare ad erogare i primi sussidi. Del resto abbiamo pensato ad una domanda a sportello fino ad esaurimento dei fondi, così come mi pare abbia indicato l'ANCI o abbiano indicato i maggiori pensatori, diciamo così, di questa ordinanza, per cui credo che nell'arco di domani, dopodomani al massimo, siamo certamente in grado di cominciare ad erogare i primi importi. Bene, io vi ringrazio per aver accettato il nostro invito, torneremo a parlare nei prossimi giorni con voi perché siete in prima linea, siete il primo contatto diretto con i cittadini, questo momento drammatico per il nostro Paese, lo è ancora di più per una regione gravata da 1000 problematiche, non ultime quelle al lavoro che non c'è, chi il lavoro l'ha perso, quel poco che c'era adesso è tutto da ripensare, da riprogettare. Vi auguro buon lavoro, ne avete bisogno perché siete in prima linea. Grazie per essere stati con noi, ci vediamo domani.